Giovedì 31 luglio, Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote. È il 212° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 153 al termine. Il sole sorge alle 5:54, tramonta alle 20:40. La luna si leva alle 13:04, tramonta alle 23:15. Al nobile Giorgio Querini viene proibito l'uso dello stemma di famiglia, vietato dal 1310 a causa della famosa congiura compiuta dai suoi antenati assieme a Baiamonte e Tiepolo. Come si vede, le autorità veneziane avevano la memoria lunga. Le previsioni per domani: tempo da variabile ad instabile, specie verso fine giornata, con maggiori spazi di sereno all'inizio e nubi via via più significative in seguito. Probabilità crescente di precipitazioni sparse a partire dalle zone montane in spostamento verso la pianura, con rovesci e temporali. Temperature minime senza notevoli variazioni sulle zone costiere, per lo più in aumento altrove. Riguardo alle temperature massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti a sud-ovest e diminuzioni in montagna.